Signore e signori, e generi da definire, buonasera a tutti. Allora, non ho neanche iniziato a parlare e già ridi. Non sta a sabotarmi la serata come al solito, eh? Allora, io, se siete d'accordo e anche se non siete d'accordo, inizierei. Iniziamo con un incipit in medias res, come si suol dire, così mi do un tono. Della tua vita e il groppo duro non tapo suo molalo, e il cadavere salo, la tagiao il nodo scuro. Del sangue turbio rosse le to carte, le pellicole ciare, le to giornai più rare e perfin la to arte. Eppur, nelle to vege, già la luce del sol, sono i vacanti d'usignol, splendeva l'oro delle maravegge. E il groppo il amolao, tesere sta già l'ala, che salsa in ciel e mai no fala, nel gran celeste rinnovavo. Hai iniziato a suonare, facciamola suonare e poi traduciamo. Posso anche fermarmi? No, vai. C'è mai sarà sarà che tutte le nuove nana e che smart no vinda sta in che smondi pochi sali sana e in che lati eternità. In che smondi pochi sari strana e in che lati eternità. La traduzione. Della tua vita l'oscuro groviglio non sei riuscito a sciogliere, solo il cadavere giallo l'ha reciso. Rosse le tue carte, del sangue torbido, le chiare pellicole, le tue giornate più rare e persino la tua arte. Eppure c'era la luce del sole nei tuoi giorni, i canti dell'usignolo e l'oro risplendeva degli incanti.
Quel nodo l'hanno sciolto. Ti è rimasta l'ala che si leva sicura in cielo nel grande celeste rinnovato. Dunque, abbiamo cominciato con una lettura di Arianna Salvador e con una canzone di Nicole Coceanci che ci accompagneranno per tutta la serata. Serata per la quale dobbiamo ringraziare la Casa della Musica, la Biblioteca di Cervignano e l'Assessorato alla Cultura, naturalmente nella persona tra l'altro di Alessia Zambon, che essendo in piena campagna elettorale non vuol farsi vedere. Una vita così allo sbando, in cui si fanno le cose al contrario di come vanno fatte normalmente, ma noi le vogliamo bene anche per questo. Quindi lei non saluta, saluto io al posto suo. Ciao! A me piace fare queste cose perché lei diventa rossa comunque per ogni. Detto questo, siamo qua seriamente al terzo incontro su 5 di una serie che si chiama Attraversamenti, incontri tra musica e parole, che abbiamo organizzato il sottoscritto qui presente e il mio socio Antonello Bifulco, che ha ben pensato per questa sera di essere positivo al Covid e quindi non c'è e mi molla qua così. In ogni caso vi porto naturalmente anche i suoi saluti ed è piuttosto dispiaciuto di non poter essere presente. Detto questo, parleremo stasera, come ben sapete, del Critoleo del corpo fracassato, litanie o litanie, a seconda del linguaggio con cui ci esprimiamo, alla memoria di Pierpaolo Pasolini. E ne parleremo, è un'iperbole perché in realtà ce ne parlerà Pericle Camuffo, che è insegnante, ricercatore freelance e che possiamo a buon titolo considerare un esperto di Pierpaolo Pasolini, perché ha scritto, come vedete qua, diversi testi. Scusami, di Biagio, sì, no, una serata così allo sbando, ripeto. Di Biagio Marin, vincitore anche del premio nazionale intitolato Biagio Marin, con un saggio apposito dedicato a suo tempo. E di questo Critoleo lui è l'autore del saggio critico che lo correda, quindi una delle due persone più indicate a parlare del testo. L'altra sarebbe stato Ivan Cricco, autore della traduzione, che doveva essere con noi, ma, vediamo se indovinate, non è potuto essere qui. Sì, le cose vanno così alle volte. La cosa ci dispiace, ma faremo fronte lo stesso e niente, ci sfogheremo su Pericle praticamente. Da dove vogliamo partire? Dal titolo, dal Critoleo, dall'incipit, perché qua si tratta di 13 componimenti che Biagio Marin ha scritto successivamente, immediatamente dopo la morte tragica, come sapete, avvenuta il 2 novembre del 1975 di Pierpaolo Pasolini. Sono poesie estremamente dense che necessitano effettivamente di una lettura critica fin dalla dedica ideale iniziale, che è un estratto dalla lettera di San Paolo ai Romani, poiché chi è morto è per diritto affrancato dal peccato. Vogliamo partire da qua? Da qui sì, innanzitutto ringrazio anch'io che ci ospita, che ho organizzato la serata, quelli che non sono potuti venire. Ivan Cricco è stato trattenuto, nel senso che aveva già l'impegno per i festeggiamenti del compleanno di Giorgio Agamben, che è poi il curatore della collana in cui è uscito il Critoleo. Come ha già detto, la traduzione è di Ivan Cricco, il lavoro di messa insieme del testo l'abbiamo fatto io e lui, gran parte lui, poi mi ha chiesto dei chiarimenti. Io poi mi ha detto: guarda, questo
esce questo libro in traduzione la prima volta, perché non era mai uscito. La prima edizione, questa qui, esce nel 76 ed è un volumetto Smith, contiene solo le liriche di Marin, senza nessuna traduzione, senza glossario. Per cui mancava la traduzione in italiano, anche se Pasolini diceva sì, beh, ma insomma, non che ci mettiamo una traduzione, non riferendosi a questo perché l'ha già morto, ma i precedenti, ci mettiamo una traduzione perché sostanzialmente il gradese che usi si capisce, siamo qui. E invece noi abbiamo pensato, Giorgio Gambe, parlando con Ivan Crico, ha proprio detto, ma facciamo uscire questo bellissimo libro con la traduzione, e poi mi ha chiesto, attraverso l'intervento di Crico, Gambe mi ha chiesto, beh, ma hai qualcosa da mandarmi, da scrivere? Allora io gli ho proposto un saggio che avevo già scritto un paio di anni prima, l'avevo messo a posto, un po' aggiornato, lui è stato contento, e adesso il libro di cui ha la novità della poesia con la traduzione, in più ha il saggio, un mio saggio che ho pubblicato su una rivista letteraria. È una traduzione non letterale, ma autorale, nel senso che abbiamo anche aggiunto dei versi, per esempio spezzato la versificazione mariniana, aggiunto delle parole per rendere un po' forse più moderna. Comunque la traduzione secondo me è venuta molto bene. Io partirei proprio sì dall'esergo che pone Marin all'inizio, dicendo sì, chi è libero, no? Chi muore per diritto. Per diritto. Perché peccato e perché la libertà? Il peccato è quello di Pasolini. Il peccato più grosso è per Marin è la condotta di vita di Pasolini. Cioè l'aver essere entrato nell'universo della pederastia, così chiama Marin, che l'ha portato poi alla fine che ha fatto. Ma io arriverei dopo a questo. All'inizio volevo solo farvi presente, un po' contestualizzare le cose. Cioè, Marin nel 1951 pubblica I Canti dell'Isola, un volume in cui raccoglie le sillabi precedenti, Il fiore del Tavolo, Girlanda mio suore, I Canti della Madonna, e una grossa porzione di inediti. Questo libro arriva a Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini in quegli anni sta lavorando assieme a Mario Dell'Arco alla composizione dell'antologia della poesia dialettale del Novecento, forse la prima grossa sistematizzazione della poesia in dialetto in Italia. Sapete benissimo come è divisa per regioni, i poeti per ogni regione, tranne alcune regioni sono rappresentate solo attraverso il capoluogo, Milano, Napoli, Roma. Okay? E Marin entra con 7 liriche all'interno della sezione dedicata alle Venezie, assieme a Giotti, 90, Palmieri. Pasolini legge questo libro. L'interesse del dialetto, come sapete, di Pasolini inizia negli anni 40 attraverso il lavoro fatto all'Accademiuta e attraverso lo Storygut. Nel 46 è interessante anche questo, non si conoscevano, nello Storygut del 47, non ricordo che mese, Marin pubblica una poesia, un paio di poesie, e Pasolini pubblica anche un suo intervento poetico, per cui sono già insieme nel 47. Non si conoscono. Pasolini scrive a Marin, scrive per Marin sui Canti dell'Isola un articolo molto importante, che Marin risulta importante, si chiama proprio Ai margini di Babilonia, esce nel 51, il 30 agosto del 51. Questo articolo segna l'interesse di Pasolini per Marin, ma anche l'interesse di Marin per Pasolini. Marin non lo conosceva di nome, era un critico, sì, sapeva che aveva fatto qualcosa, ma non si conoscevano. Questo articolo in qualche modo marca l'entrata di Pasolini all'interno della vita di Marin. Infatti, nei diari, Marin scrive:
il 7 settembre di quell'anno, no? Nel Popolo di Roma del 30 agosto, in un articolo di Pierpaolo Pasolini, che io conosco solo per sentito dire, quale critico letterario, si parla dei miei versi. È la prima volta che mi sento veramente visto e giudicato e inchiodato dentro precisi limiti. I limiti, questa volta si dice chiaro quali sono i limiti della mia poesia. E a me pare che Pasolini abbia molta ragione e che mi abbia fatto il regalo di una definizione, o se volete, di un'intuizione risolutiva per capire non solo la mia poesia, ma il grande segreto della mia vita. Bellissima la definizione dell'atmosfera della mia poesia e della mia anima, immersa in quel non tempo del mare. Il non tempo del mare sarà poi il titolo di una raccolta uscita nel 64 per Mondadori. Ecco, questa intuizione risolutiva, per questa risoluzione risolutiva Marin non smetterà di ringraziare Pasolini. A lui dedicherà, proprio alla sua memoria, dedicherà questo libretto Critoleo, che è uno dei punti più alti della sua poesia. Attraverso Pasolini, nella casa romana di Pasolini, frequenterà, conoscerà, verrà a contatto con intellettuali importanti, da Gadda a Falqui a Caproni. Conoscerà, arriverà attraverso Pasolini a Vanni Scheiviller, l'editore che pubblica il Critoleo e che lancia Marin nell'editoria nazionale. Pasolini darà delle definizioni della poesia di Marin che rimarranno pietre miliari nella critica mariniana. Non ve le elenco, ma ce ne sono molte. Per cui l'importanza di Pasolini, possiamo, con le debite attenzioni, Pasolini è stato per Marin ciò che Contini, Francesco e Gianfranco Contini è stato per Pasolini. Colui che lo apre alla critica, diranno Marin, alla critica della nazione delle lettere. Da qui in poi Pasolini diventerà una presenza costante, iniziata a livello cartaceo. Iniziano a scriversi nel 52, si incontreranno per la prima volta nel 53. E adesso vi leggo, Marin segna nei suoi diari un ritratto minimo di Pasolini, di quell'incontro avvenuto qualche giorno prima. Scrive, il 18 settembre del 53, un giovane uomo magro, stempiato, molto riservato. Ciò non pertanto mi è piaciuto, non so che impressione le abbia avuto di me. Queste due righe danno il ritratto di Pasolini, per la prima volta si incontrano, si guardano negli occhi, si scambiano quella fisicità che mancava fino adesso. E da lì in poi inizia una frequentazione che riporterà, frequentazione anche epistolare, ci sono molte lettere che io sto pubblicando, usciranno penso entro l'estate, e da lì in poi si conosceranno, si frequenteranno fino poi quasi alla fine, alla morte di Pasolini. Perché negli anni 70, primi anni 70, a Grado, Pasolini è personaggio importante, no? Nel 69 gira quelle 25 scene di Medea, e nel 70, 71, 72 organizza quel controfestival al Festival di Venezia, del cinema di Venezia. Qui è una presenza Marin e Pasolini costante, un dialogo che si innesca, si disinnesca per vari motivi, ma un dialogo su cui, poi ecco, allora per ritornare al discorso del peccato, su cui ci sono delle incomprensioni e delle distanze che non verranno mai colmate. Vogliamo leggere ancora? Farò subito la traduzione poi. Meglio. Tu Gerifin e mite, esperto delle carte ed ogni arte, delle leggi, nella coscienza pite. La tua voce in sordina l'aveva il son del cielo, suadente ritornello d'un'anima fine. Umile c'era il tuo discorso e mai imperioso, musica s'uso e soso, rogia dal dolce corso. E tu sapivi le cime delle montagne azzurre e l'abbandon delle pianure ricche delle torine. E la salute nostra contadina e il mandi d'ogni fantolina può, tutta perso,
in un mondo lontano, perverso. Tu son tornau a casarsa, la carne rotta, sfatta, arsa, in cerca della pace, ma là che sempre tutto tase. Tu eri fine e mite, delle carte esperto e di ogni arte le leggi nella coscienza infisse. Sommessa la tua voce, suono di violoncello, di un animo nobile, suadente ritornello. Il tuo discorso umile, mai imperioso, musica che sale e scende, roggia che scorre dolcemente. E tu conoscevi le cime delle montagne azzurre e l'abbandono delle pianure ricche delle tue rime, e la salute nostra contadina, il mandi d'ogni bambina. Poi tu ti sei perso in un mondo lontano, perverso. Sei ritornato a casarsa, la carne rotta, sfatta, arsa, in cerca della pace, ma laddove sempre tutto tace. Allora, poi tu ti sei perso in un mondo lontano, perverso. Perverso è un aggettivo abbastanza forte, no? E non è assolutamente l'unico della silloge, anzi ci sono diversi punti in cui diciamo la commemorazione tocca in maniera tangente ma concreta una critica piuttosto forte, e quasi si vede una colpevolizzazione di Pasolini da parte di Marin rispetto alla fine che fa, alla brutta fine. Viene ripetuto e sottolineato che la fine è stata drammatica, è stata brutta. Poi effettivamente sappiamo che lo è stata effettivamente, ma viene anche individuata una colpa precisa. Come si risolve secondo te questa apparente contraddizione tra le litanie in memoria e la critica sottesa che viene fatta non tanto che poi sappiamo che in realtà Marin era critico anche verso il Pasolini autore, verso il Pasolini intellettuale, ma soprattutto verso il Pasolini omosessuale? Certo. Ci sono delle diversità, come dicevo prima, che non verranno colmate, pur nel loro volersi bene, perché è un rapporto che ma il problema centrale sono le diversità. Allora, ce n'è una estetica, cioè la poesia di Marin è totalmente diversa, distante dalla poesia di Pasolini, ed è l'impostazione crociana dell'arte che a Marin è totalmente sconosciuta a Pasolini, anzi criticata. Per Marin la poesia non serve, non è impegno, non deve e non vuole diventare voce di classe o di partito. Per Marin la poesia è quella poesia pura di cui parlava Croce, è qualcosa che ha a che fare con l'intuizione, con la sacralità, è una cosa esclusiva e che esclude. Marin lo ripete più volte, non qui ma nelle tante dichiarazioni che ha fatto, dice: chi non è poeta non può capire la poesia. La poesia ha bisogno di uno sforzo enorme che non tutti riescono a compiere. Per cui è una poesia che distanzia, non prende parte nel mondo, quasi si sottrae al mondo. La poesia di Pasolini invece è una poesia che punta, che schiaccia i piedi sul mondo. Però questa diversità Marin tutto sommato riesce a gestirla. Dice: vabbè, sì, siamo diversi, ma abbiamo un fondo comune di umanità, qualcosa. Non riesce invece a gestire la diversità, la lontananza etica, il modo in cui Pasolini vive il mondo, vive se stesso nel mondo. Marin non riesce a trovarla, a metterla in riga, perché secondo lui Pasolini si sta perdendo entrando nel mondo dei ragazzi di vita,
dell'omosessualità. C'è un bellissimo aneddoto che mi ha raccontato Alia Englund, la nipote, che dice, beh, un giorno Marin e Pasolini erano a Roma, al ristorante Biondo Tevere, stavano mangiando, e a un certo punto arriva con una furia un ragazzo, uno di questi ragazzi di vita, al tavolo di Marin e Pasolini, e urla di tutto a Pasolini. Pasolini rimane zitto, risponde con la sua voce, no, tranquilla, e Marin, ritornato a casa, racconta l'episodio alla nipote e dice, beh, io mi sarei incazzato nero, non so come ha fatto a resistere Pasolini, no? Entra in questo mondo che lo sta veramente scarnificando, che lo assorbirà, che lo distruggerà. Per cui per Marin il mondo dell'omosessualità era il mondo della violenza, un mondo in cui la delicatezza di Pasolini veniva triturata. Diceva, tu non sei fatto per arrivare lì. Nelle lettere, quando si parla, Marin addirittura è attento alla salute di Pasolini, dice, guarda, ma tu sei troppo magro, sei troppo esile, non puoi entrare in quel mondo, ti massacreranno, stai attento, vivi in maniera più lenta. Insomma, fa quasi il padre, ha 30 anni di più, insomma, certo, aveva perso anche il figlio, Falco, era abbastanza giovane. E questo modo per cui l'omosessualità di Pasolini, Marin non l'accetta. Come dicevi giustamente, ci sono delle frasi anche molto forti, no? E ancora più forti nei diari. Sì, nei diari, perché tra l'altro questa edizione ha alla fine un estratto tratto dei diari che per brani, ma sono integrali, suppongo. Sì, no? quasi tutto. Sì. E tra l'altro si nota un'altra cosa che, correggimi se sbaglio, ma Marin perdonava difficilmente a Pasolini, cioè il bisogno di scandalizzare a tutti i costi, che era qualcosa, probabilmente si intuisce, che Marin interpretava non tanto come un bisogno spontaneo, ma addirittura un'azione calcolata nei confronti della borghesia, che andava scandalizzata a tutti i costi, giusto? Sì, questo vedeva in Pasolini un atteggiamento che è autodistruttiva, sì, poi questa certo, cosa. Costruito, no? Una sorta di attacco per forza a tutti i costi, anche quando forse i motivi non erano veramente così profondi. Ma l'accusa dell'omosessualità di Pasolini, il fatto che sia stata l'omosessualità, dice più volte, portarlo, no? Portarlo a quella fine, va inquadrata però in un modo più ampio. Marin, e molto prima di conoscere Pasolini, negli anni 40, già scriveva che quando si scagliava contro il popolo italiano, cioè il popolo italiano sa solo fare sesso, mangiare, bere, non sono degni di essere un popolo che si può presentare sullo scenario europeo e contendere la propria posizione con il resto del popolo, con gli altri popoli, gli altri stati. E dice, anche per questo abbiamo perso la guerra, perché non siamo stati capaci di essere lontani da questo, diciamo, il sesso sfrenato, questa libidine continua, porta via la concentrazione, non riesce. Per cui questa è un'idea che lui aveva, una rigida moralità, insomma, forse anche fuori luogo, ottocentesca, che era consolidata lui ben prima di conoscere Pasolini. Infatti poi da questo fastidio nei confronti dei deboli, per esempio di quelli che si comportano, no? Quelli italiani che si comportano in quel modo, vabbè, il passaggio da lì, dall'individuo, dal soggetto alla società, ai popoli, Marin lo fa. Ci saranno, come ci sono individui che nascono e che si comportano per comandare e altri invece che nascono e si comportano per essere comandati, così ci saranno popoli, ci saranno razze schiave e razze signore. E il razzismo di Marin è fondato in questo. Un'altra cosa che la seconda grossa pietra d'inciampo del rapporto fra Pasolini e Marin è proprio il marxismo di Pasolini. Marin non lo accetta perché il marxismo porta a un egualitarismo che Marin non comprende. Come ho appena detto, ci sono persone, ci sono popoli, non siamo uguali. La posizione di idea di società di Marin è estremamente gerarchica. C'è una punta e c'è una base. La punta comanda, la base obbedisce. E poi l'accusa a
forse all'essere al comunismo, al marxismo di Pasolini, che è un marxismo di facciata. E dice, beh, tu sei, vai in giro dicendo che sei comunista, marxista, tutto questo, però ti comporti come un borghese, fai la vita da borghese, perché incontri gli intellettuali borghesi, vai nei salotti, fai soldi con il cinema, ma rincoglieva in questo comportamento di Pasolini una contraddizione. Allora, o sei comunista e ti allontani da tutto, o sei borghese ma non condanni la borghesia che ti dà da mangiare. E lo dice proprio, aspetta se ve lo leggo, giusto un piccola... Ecco qua, una nota di diario del 69. Per Paolo Pasolini si dice marxista, comunista e vive da borghese ed è avido di denaro, di benessere, come ogni altro borghese. Pasolini vende al mercato dei borghesi il proprio ingegno. In lui non riscontro la vera grandezza. È la sua persona che a me sembra disarmonica e a volte addirittura mi ripugna. È maledettamente italiano nel senso più antipatico. Non me lo sento affine. Un'altra cosa... Pesantuccio. Un'altra cosa simile. Pasolini, sempre questo è del 17 gennaio del 77, cioè dopo la morte. Pasolini si proclama con enfasi marxista, io marxista non sono, per istintiva antipatia a certi miti marxisti e anche per una mia strana incapacità di accogliere quella sua dottrina, anche quando riesco qua e là a capirla. Ciò che nel marxismo mi ripugna è l'idea di una cultura proletaria e la negazione di ogni dignità alla tradizione culturale europea. E ancora contro Pasolini. Se sapessi di venire ascoltato, direi al grande versore di Mura, Pierpaolo Pasolini, sei molto bravo, molto intelligente, ma pessimo educatore. E gli direi, è inutile che tu mi dica sono un marxista. E quindi mi spetta il diritto e il dovere di offendere in tutti i modi la borghesia, di denunciarla come sentina di tutti i vizi e di tutti i delitti. Direi a Pasolini, tu sei della stessa identica sostanza e non hai nessuna dignità morale per denunciare gli altri. Sono delle stroncature terribili, no? Sì, decisamente. Scritte in vita e in morte di Pasolini. Certo, questa è una scrittura intima, è privata, i diari non sono scritti per essere letti e per essere pubblicati. Forse noi quando lo facciamo siamo una piccola forzatura, noi apriamo quella cassettina che forse non avremmo dovuto aprire. Beh, ma lei capite bene la grossa contraddizione che vede in Pasolini. Possiamo dargli torto, possiamo dargli ragione, certo Pasolini non viveva come i borgatari romani all'inizio, sì, quando è arrivato a Roma nel 50, certo lo faceva, aveva una casa col tetto rotto, la madre era a servizio, lui andava a cercare lavoro in qualche scuola, ma poi no, quando ha cominciato e tirava la cinghia, anche sì, parecchio. Prendiamo fiato un attimo e diamo la parola a Nicole, un secondo, anche due. Credo me ne servano un po' di più. Sì. Allora, io adesso suonerò una canzone che si chiama Confini, che ho scritto molto tempo fa, e parla proprio è quasi una preghiera per accettare il diverso, no? Quindi mi ricollego a questo discorso di questo diatriba, tra virgolette, così anche morale, forse di Marini nei confronti di Pasolini perché è omosessuale. Insomma, io su questi temi mi batto spesso, quindi ho scritto tanto. Questa è una canzone che è più forse è più a immagini che a qualcosa di concreto. Sono immagini che insomma ai tempi ho scritto. Si chiama Confini. Guardati, intorno c'è il mondo, guardalo, ti sta sorridendo e poi senti l'odore del pianto, tu non chiudere
le notti, il gelo, i sorrisi e gli abbracci profondi, sconosciuti, con gli stessi sogni. E poi guarda quell'immenso mare e ascolta il richiamo del sole. Fai slegare le braccia dall'amore, prendi una nuvola e dalla col cuore. Guardati, intorno c'è il mondo, guardalo, ti sta sorridendo. Per un attimo ti sta chiamando. I confini si stanno stringendo, le mani chiuse e le braccia bloccate e le scuse, le parole sbagliate. E poi guarda quell'immenso mare e ascolta il richiamo del sole. Fai slegare le braccia dall'amore, prendi una nuvola e dalla col cuore. Offri gli occhi a chi non sa guardare e i colori a chi ha smesso di sognare. Offri il tuo respiro profondo, offri vita a chi ne ha bisogno. Quel rosignol canteva, ma nessuno lo intendeva. E deva voce forte alle ragioni di vita e morte. Ma l'aria c'era muta, la gente sorda, nessuna corda nei cuori vibreva suta. Canto d'amor s'ha fatto disperao, s'ha fatto pianto e crio, invocazione al Dio, mai più incarnao. Può la rivolta, la notte cupa ancora ascolta, nel deserto d'un prao, e il critoleo del corpo fracassato. Quell'usignolo cantava, ma nessuno lo capiva. Una voce forte offriva alle ragioni della vita e della morte, ma l'aria era muta, la gente sorda, nessuna corda nei cuori aridi vibrava. Il canto d'amore si fece disperato, diventando pianto e grido, invocazione al Dio mai più incarnato. Poi la rivolta, la notte cupa ancora ascolta, nel deserto di un prato, lo scricchiolio del corpo fracassato. Ecco, se avessimo qua Ivan Cricco sarebbe il momento giusto per partire con una
disquisizione sulla scelta di scricchiolio rispetto al termine critoleo, no? Che non è esattamente scricchiolio, ma lo troviamo anche nel testo, è il momento di dirlo forse, è esattamente il suono che fanno le conchiglie che vengono calpestate quando ci si cammina sopra sulla spiaggia, sulla battigia, che è quasi intraducibile in realtà. Sì, infatti abbiamo parlato un po' sulla scelta dello scricchiolio, che rende, non rende il critoleo sicuramente, è più onomatopeico il critoleo. Sì. Anche scricchiolio, sì, ma meno. Però dà il senso proprio delle ossa triturate, no? I pasolini, no? Che viene calpestato, triturato dalla macchina che gli passa sopra più volte. E abbiamo un verso, poi il titolo originalmente avrebbe dovuto essere Solo l'Italia nella memoria di Paolo Pasolini, ma Vanni Scheibider gli dice, cioè, l'editore dice, guarda, metti questo verso, e sicuramente ha avuto ragione. L'idea di portare poi queste poesie, questi racconti di Pasolini sono importanti anche al di là delle diversità che abbiamo detto, insomma, che ci sono, e potremo approfondirle, ma magari non abbiamo tempo. Ma l'idea che Marin, al di là di tutto, riesce ad apprezzare Pasolini. Magari non a capirlo fino in fondo, perché lo dice più volte, io sto girando attorno a Pasolini, non ci capisco niente, leggo delle cose ma non le capisco. Io faccio parte di un altro mondo, sono rimasto alla voce di Croce Gentile e non capisco. Cito, Pierpaolo Pasolini era un grande intellettuale, io sono solo un'animucola di provincia. Pasolini aveva in sé una vitalità, una forza di lavoro, una forza creativa che io non saprei neanche sognare. Certo, è vero, perché questo porterà poi al diradarsi delle lettere negli anni 60, quando Pasolini ha troppi impegni. Vi dirà, c'è una lettera bellissima in cui Pasolini fa il ritratto del mondo spietato del cinema. Lui dice, guarda, io sono inserito qui, non ho tempo, non è che non voglio risponderti, non è che non ti voglio più bene, è solo che devo fare altre cose. Sto scrivendo una sceneggiatura, ho un film, sto scrivendo un articolo, sto curando un libro, non ho tempo, quando posso ti risponderò. Ma lei invece continua nelle lettere, no? Ma nelle lettere vuole parlare un po' dopo. Per ritornare alle diversità, Marin certe cose non le capisce, non ci arriva, ma alcune cose le apprezza. Per esempio, Ragazzi di vita lo definisce un libro di poesia. Nelle lettere luterane dice, c'è una forza di stile, una parola precisa e scandita, no? Volevo proprio chiederti dopo il tuo parere su questa cosa, perché ragazzi, scusa se ti interrompo, sì. Ma noi andiamo sciolti di sì, solito. Sì. Perché Ragazzi di vita, secondo me, ad esempio, non è un romanzo, come aveva scelto Carzanti proprio in persona di chiamarlo, è una raccolta di racconti, perché in realtà la trama che rende il romanzo unitario io personalmente non la vedo. Parlare di poesia per Ragazzi di vita però è uno step ulteriormente difficile, no? Tu come sei d'accordo? Sì, c'è della poesia, nel senso che indubbiamente sì, certo. Perché il linguaggio di Pasolini, al di là quello narrativo, forse quello saggistico meno, ma nella narrazione di Pasolini c'è della poesia. Pasolini, poi lui si è sempre definito un poeta, mai uno scrittore. Parlavi con Pasolini nelle interviste che ci sono arrivate, dice io sono un poeta, io faccio il poeta, la mia vita è nei miei libri di poesia, non dice nei miei libri di narrativa. Per cui l'idea di un uso della parola che ha a che fare con quello della poesia, della poeticità, no? Perché non è poesia non è solo mettere un testo, scansionarlo in versi, anziché legare con delle virgole o con dei connettivi. La poesia è l'uso della parola, e Pasolini fa un uso importante della parola e del dialetto, che inventa anche quello romanesco. Certo, i fratelli Citti l'hanno detto, andava per Borgata a tirare su i modi di dire, ma è un po' inventato.
Marin vede in tutto questo, nell'uso, nella scelta delle parole, un senso di poesia. Ma ciò che Marin apprezza di più, e non poteva essere diversamente, sono le poesie in friulano di Pasolini, le poesie a Casassa. C'è una sorta di coincidenza, che per Marin non è solo coincidenza, sono libri che sia Pasolini che le poesie in friulano di Pasolini sono scritte quando Pasolini è a Bologna. Marin scrive il primo suo libro, Fiori de Tapo, quando è a Firenze. Sono entrambi una sorta di esilio, lontani dalla terra che stanno raccontando e cantando, che è terra di memoria, di vita, di andata e di ritorno. Hanno entrambe 20 anni quando escono questi loro libri, sono i loro primi libri di poesia. Marin in qualche modo tira un filo che unisce Grado a Casassa. Con un azzardo critico? Probabilmente sì. Ma vorrebbe che Pasolini restasse il suo Pasolini, cioè quello della voce del Friuli. Ma se vedi come racconta il Friuli nelle poesie, no? Un Friuli che è sempre una magia, che è pieno di uomini savi, femmine soavi, tutte allegre innamorai, i monti, i cieli, no? Cobalto. C'è una sorta di magia. Sono le stesse parole che usavo per descrivere Grado, in realtà gradese. C'è una vicinanza, la sente Marin. Vorrebbe che Pasolini rimanesse quello. Lì lo riconosce nella sua totalità. Avrebbe anche voluto che rimanesse in Friuli. Sì, esatto. Tra l'altro lo troviamo nella seconda lirica, sì. No? Già che ci sono. Certo. Friuli beato, di fiumi e di rogge che i desideri conosce dal cielo immacolato. Perché, fratello, l'hai lasciato? Per te il sesso sfrenato, un mortale ritornello. C'è tanto da dire su questi versi. Tra l'altro anche, come tu dici, giustamente tira un filo tra Grado e Casassa, così alza un muro tra il Friuli e Roma, perché Roma è una specie di terra di perdizione per Marin. Anzi, addirittura per Marin, Pasolini che lascia il Friuli nel 50, sappiamo benissimo perché, lo considera una sorta di tradimento, dice devi restare con noi, te ne sei andato in un luogo di perdizione, di solitudine, di qualcosa che non fa parte delle tue corde, del tuo corpo, del tuo fisico, della tua mente, non va bene, dovevi restare qua. E non potevi che ritornare in Friuli, non potevano che ritornare in Friuli le tue carni disfatte, dice, non potevano che ritornare la carne rota, sfata, arsa, triturata, perché quel mondo ti ha triturato. Se non fossi andato via, saresti rimasto vivo in qualche modo. No? È sicuramente una ricostruzione a posteriori che Marin fa. E queste poesie rimangono importanti per Marin e non è un caso che l'ultima lirica del Critorero, no? Si chiude proprio dicendo questo: sono queste le cose che resteranno di te. Le poesie in friulano, non certo tutto il resto, che comunque Marin apprezza a pezzettini di qua e di là. E la vicinanza è, come dicevo, una vicinanza che ha a che fare con tutte queste cose, ma una vicinanza che ha a che fare con l'incontro. Adesso vorrei spendere 2 parole solo sulle lettere, che sono lettere dal 52 al 69, che usciranno. Il titolo, ve lo anticipo, uno scoop, il titolo è I chiaroscuri di un affetto vero, e sono proprio questa è una frase di Pasolini che scrive in una lettera. Ci sono tutti questi chiaroscuri all'interno del loro rapporto, quelli che abbiamo brevemente elencato. C'è il Marin che chiede a Pasolini enormemente, finisce Pasolini, cioè diciamo che la ritmica del carteggio, no? Il basso batteria è aiutami, fammi una recensione, fammi conoscere quello, raccomandami quel premio di poesia, mi ha scritto l'articolo, fai scrivere l'altro articolo, ma ho visto che non è uscito, come mai? È tutto di boom boom. Ma la parte armonica invece del carteggio è il sentimento con cui Marin quasi fa il padre a Pasolini. Dice, come vi ho accennato prima, guarda, stai attento, va di là, ma ho saputo che hai delle rogne
giudiziari, cosa è successo, spiegami, dimmi perché io vorrei che tu fossi, scusa se ogni tanto mi comporto da padre, io ti vedo come mio figliolo o addirittura come un fratello maggiore. E Pasolini capisce, risponde da figlio a volte, dicendo guarda, però io non è che posso lasciare tutto, sto iniziando la mia carriera, ho bisogno di tutto questo, ho bisogno di questo lavoro massacrante, sfinente. E Marin non capisce, dice ma guarda, io sono abituato alla gente che ha tempo per parlare, che ha tempo per venirmi per discutere, per incontrarsi, tu non l'hai, stai attento. Forse questi avvertimenti Pasolini avrebbe dovuto ascoltare, ma insomma. E la stessa cosa le fa con un altro personaggio del carteggio, il cugino di Pasolini, con Nico Maldini. Presente, Nico Maldini ospite a casa Marin tra il 54 e il 55, quasi per un anno, mentre sta facendo l'Università Trieste, e anche lì ci sono delle cose che Nico Maldini è omosessuale anche lui, per cui anche lì ha imparato dal cugino tutto il discorso marxista, ma non gli sta neanche in bocca, non riesce neanche a dirlo. Insomma, anche lui è dissoluto. E alla fine di tutto questo, di queste diversità, Marin vorrebbe, capisce che è proprio, per ritornare all'esempio, così chiudiamo, dice, vabbè, Pasolini, verrà il momento in cui il tempo ce lo renderà puro, di nuovo, lo renderà a me e al mondo libero da ogni scandalo. Per cui il Pasolini che avrebbe dovuto essere, veramente, ce lo riporterà a casa, la morte una sorta di redenzione, e vi chiudo proprio con una citazione dice in una lettera del 24 maggio del 1963: siamo tanto diversi, eppure abbiamo in comune delle note, degli accordi fondamentali. Tu sei stato il primo a capirmi e io ho capito te con tutta la mia anima. E poi non ha importanza che tale comprensione sia appunto una sorta di intersezione fra zone d'ombra e zone di luce, perché Marin è convinto che il tempo renderà Pasolini libero dalla sua morte, che attraverso un processo di purificazione verrà restituito al mondo nella sua intera bellezza, ormai priva di scandalo, liberata da ogni contrasto. E scrive nel gennaio del 77, scrive: verrà il tempo che le sue analisi sulla nostra attuale realtà verranno giudicate esemplari ed espressione di una grande anima e di un grande spirito. Beh, insomma, ha avuto ragione. I populi lo aveva dito Dio, è il gran predicator della giustizia, ma pur noi la seguio, e ne ili sempre viva la malizia. Pur ricorda Gesù, e fu il comandamento, e se spario nel vento, e la giustizia non fermenta più. La carità esestagia una parola, e i freli in cuore i sa diviso, e solo il fior del tamariso ha decorato dei poveri la tola. Più raro il vino, più duro il pan, le schene più piegare, le stagion nella pena masticare, e il paron tristo e disumano. I popoli lo avevano chiamato Dio, il grande predicatore della giustizia, eppure preferirono non seguirlo, e in essi sempre viva la malizia. Chi ricorda Gesù e chi il comandamento? È scomparso nel vento, e la giustizia non fermenta più. La carità soltanto una parola, i fratelli sono di nuovo divisi, e solo della tamerice il fiore decora dei poveri la tavola. Più scarso il vino, più duro il pane, le schiene più piegate, le stagioni nella pena masticate, cattivo il padrone e disumano. Me,
Già fatto in altro modo. Tu vevo in comune Dio, di là del mio diverso mio, e del boccon e dell'amor che godo. Ma Dio in comune se tanto, se il cielo sui alberi diversi, se l'alto fin del canto, e la ragion ma ultima dei versi. E il canto mio col togol se confonde, sulla linea del canto semo noi, e più no conta, geri e in cui, e il mar se un, con le sue tante onde. Io ero fatto in altro modo, con te avevo in comune Dio, al di là del mio diverso nido, del cibo e dell'amor di cui godo. Ma Dio in comune è tanto, è il cielo sopra gli alberi diversi, è l'alto fine del canto e la ragione ultima dei versi. Il mio canto con il tuo si confonde, sulla linea del canto siamo nudi, e più non contano oggi o ieri, il mare è uno, con le sue tante onde. Ecco, questa cosa a me lascia un po' perplesso, questo verso che sottolinea questa comunanza di Dio tra Marigno e Pasolini, non so quanto possa essere reale. Beh, senza dubbio era un punto di vista marignano. Comunque io ho ancora 2 o 3 cose su cui ti devo torturare, adesso volevo dare un attimo la parola. Com'è? È l'ultima? No, perché? Ok. No, perché l'unica programmata è l'ultima. L'ultima. Allora, Ok. No, quando sarà l'ultima ti faccio un segno segreto. Come a briscola. Ok. Piuma bianca che hai preso le redini del cielo con il vento che canta hai dentro l'arcobaleno e piuma
No, a lei no. No, alla questione della visione di Dio tra Pasolini e Marini, che avevo visto interessato alla cosa. È complessa, però, l'idea di Dio di Marini è un'idea cosmica, basta, no? È la religiosità intesa dal punto di vista quasi romantico, no? Il Dio dappertutto è l'uno tutto di Plotino. Ma quella di Pasolini, scusate. La religiosità di Pasolini è una cosa forse molto più privata, non va dappertutto, non è riconosciuta e riconoscibile dappertutto, ma riconosce Dio in ogni cosa. Dice, al di là di questo, io vedo una cosa ma dietro c'è Dio. Ha in mente quell'idea da poeta come scopritore di ciò che sta dietro la realtà, no? Il simbolismo, da Baudelaire, no? La foresta di simboli. Pasolini, no, il Dio di Pasolini, se c'è, è un Dio che ha a che fare con il privato, è un Dio che ha a che fare con un corpo, una corporeità. Per Marin Dio non è il corpo è qualcosa da staccare, è staccato, distante da Dio e dalla religiosità. Certo, poi Marin è carnale, nel senso che quando parla di violenza, cioè la poesia che apre i canti, nel testo che apre i canti dell'isola, Marin dice, io ho vissuto tutte queste cose nella mia giovinezza in quest'isola con violenza. E Pasolini va lì a cercare quella parola, dice, ecco, questo mi interessa, questa violenza, perché vivere con violenza non vuol dire uscire per nasbere qualcuno, no? Vuol dire entrare nella carne del mondo, certo. Sentirsi carne nella carne del mondo. Per cui Pasolini legge questa cosa, forse Marini non intendeva neanche questo. Infatti dice, Pasolini, scrivendo anche a Claudio Magri, dice, ma forse non è che Pasolini legga se stesso nei miei versi, e questo forse c'è stato. Perché questa diversità di rapporto con il corpo forse ha a che fare anche con il rapporto con il sacro, la sacralità del corpo e la sacralità di un corpo disincarnato o incarnato. Sì, io non ho capito niente di quello che ho detto. No, ma l'hai detto benissimo comunque. A questo proposito, cioè, si collega in un certo senso. Volevo chiederti una cosa anche rapida da commentare. Riguardo alla questione dell'omosessualità pasoliniana, no? C'è un legame, evidentemente Marin fa un collegamento con la violenza, che comunque è un tema centrale in Pasolini. Sì. Però in quello che almeno si legge in questo volume, Marin usa il termine che anche tu prima hai citato, pederastia. Secondo te lo usa in senso proprio o è un sinonimo di omosessuale? Perché la pederastia tecnicamente sarebbe il rapporto sessuale di un adulto con un adolescente e quindi qualcosa di venato, comunque di più di violenza, perché c'è sempre l'idea della sopraffazione dell'adulto verso il fanciullo, a maggior ragione se questo adulto ha delle caratteristiche di aio, di insegnante, no? Come peraltro come Pasolini era stato e come peraltro viene criticato da Marin, che gli dice che non è, come tu stesso hai detto prima, non è stato un buon educatore. Penso che Marin usi pederastia in senso proprio, dicendo il rapporto che ha Pasolini con i ragazzi, con i ragazzini, quei ragazzi di vita o con quei ragazzi che incontra, dice alla fine un 17enne, no, ha avuto la meglio su Pasolini, questi ragazzini di cui si circondava, no? Sì, sicuramente marca in questa accusa dell'omosessualità anche la differenza di età, forse anche di ruolo, no? Di ruolo, sì. Perché Pasolini comunque era già un intellettuale conosciuto, famoso, e andava a cercarsi proprio questi momenti di intimità con i ragazzi molto più giovani, minorenni, perché Pino Pelosi aveva 17 anni, 17, no? Sì. Per cui è usato in questo modo, penso questa è la mia allora io vorrei ancora una poesia
L'ultima Non voleva essere una cosa brutta. e poi vorrei chiudere con una considerazione domanda finale. Tu sa che il seme stenta a mette le radice. La fioridura arriva al mondo lenta e più se le giornate le grisa. Ma può se verse i cieli e il sol se ghetta in fiamme sulla terra, che allora se una sera de fiori e novi oselli. Le tue poesie furlane sedute un svolo de pavege, le maravegge delle tue verte più lontane. Le sarà dute anche ele in svolo ed ele duti varasogia, l'allegra vogia dei canti tovi d'usignolo. Grado 12 novembre 1975. Lo sai che il seme stenta a mettere radici. La fioritura arriva al mondo lenta e ancor più se i giorni sono grigi. Ma poi si aprono i cieli, il sole si getta in fiamme sulla terra, si trasforma allora in una serra di fiori e nuovi uccelli. Le tue poesie friulane sono tutte un volo di farfalle, le meraviglie delle tue primavere più lontane. Saranno anch'esse tutte in volo e da esse tutti trarranno gioia, l'allegra voglia dei tuoi canti d'usignolo. Cosa ci riservi? L'ultima. Riservo l'ultima, che penso conosciate tutti, che è la canzone che la RAI ha commissionato a Fabrizio De André proprio per la morte di Pasolini. Si chiama Una storia sbagliata. È una storia da dimenticare, è una storia da non raccontare,
colpite. Ora che il cielo ai bordi mi ha scolpite. È una storia vestita di nero, è una storia da basso impero, è una storia mica male insabbiata, è una storia sbagliata, è una storia da carabinieri, è una storia per parrucchieri, è una storia un po' sputtanata, è una storia sbagliata, storia diversa per gente normale, storia comune per gente speciale. Cos'altro mi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite, per il segno che c'è rimasto, non ripeterci quanto ti spiace, non ci chiedere più com'è andata, tanto lo sai che è una storia sbagliata, tanto lo sai che è una storia sbagliata. Dunque, ci avviamo verso la fine. Io inizio con i ringraziamenti. Ripeto il ringraziamento alla Biblioteca di Cervignano, alla Casa della Musica, alla capacità di sintesi degli interventi di Alessia Zambon e mi diverto. Figurati se mi eri antipatica. E volevo anche ringraziare l'Università della Terza Età, che avrebbe dovuto essere rappresentata qui anche dalla presidente Irina Coretti, ma che comunque è rappresentata dalla vicepresidente Carla Aita. Anche perché questa serata è effettivamente nata da me e Antonello Bifulco nell'ambito del corso che abbiamo sulla poesia, che si intitola, come la nostra associazione, Nessun giorno sia senza poesia. Era emersa la volontà di parlare di Biagio Marin, e l'anno che celebra Pierpaolo Pasolini abbiamo unito queste cose e abbiamo fatto questa serata che se è riuscita, per quanto è riuscita, deve molto alle letture di Arianna Salvador e anche alla chitarra di Nicole Coccianci, che tra l'altro ha suonato da infortunata perché ha un dito si è scottata con la padella all'indice della mano sinistra, che per una che suona la chitarra non è una cosa da poco. A parte tutto, sapete, a me piace scherzare, ma comunque senza Arianna e senza Nicole la serata non sarebbe stata la stessa. E volevo, quindi adesso arriviamo alla conclusione, mi ritaglio 2 secondi per leggervi una cosa dai diari di Biagio Marin, ma non successivi alla morte di Pasolini, perché comunque abbiamo tratteggiato un personaggio che aveva degli afflati fortemente critici nei confronti di Pasolini. E in questo che sto per leggervi si svela anche un altro aspetto che a me fa quasi tenerezza,
ve lo leggo, capirete perché. Parte dal presupposto che si era appena comprato 2 libri di Pasolini, no? Biagio Marini. Con vergogna devo confessare che non sempre capisco quello che leggo. Che cosa succede? Che lui è un grande ingegno, forse un genio, e che è un grande scrittore. E allora, mortificato, devo dirmi di essere un deficiente. Anche quando mi pare di capirlo e avverto la potenza, lo splendore del suo dire, mi sento a disagio. Spesso non capisco dove voglia andare a finire. Per me spesso parla per enigmi. Vuol dire che Pasolini è al di là del mio limite. Ecco, io la trovo una cosa molto, molto bella da dire anche a se stesso in un diario, no? Poi ne siamo a conoscenza e secondo me dà un po' di luce sulla personalità e sulla complessità di certi aspetti del ragionamento di Marini, su Pasolini. E in conclusione, Pericle, allora, io ho 2 cose da tenere presente. Qua a pagina 69 del libro diciamo che resta però vero che i friulani, tutti conformisti, sia pur nelle varie fedi, non amavano Pierpaolo e anche ora si trovano in imbarazzo a onorarne la memoria. Anche il Friuli, contadino e clericale, ha dato e penso che darà ancora sempre a Pasolini l'ostracismo, perché offesi in un loro profondo sentimento morale e senza comprensione dei valori di poesia da lui realizzati. E infine, però, ci vorrà tempo per scevrare il grano dall'olio nella sua opera e nella sua vita. Allora, secondo te, a questo punto, siamo arrivati al 2022, è stato separato questo grano dall'olio? Il Friuli contadino di Marin e Pasolini, per aspetti diversi, ha riaccolto come un figliol prodigo tutto il Pasolini possibile e immaginabile, oppure c'è ancora una distanza rispetto a questo grande personaggio? Il Friuli probabilmente l'hanno accolto gli studiosi friulani, l'hanno accolto, non penso, ecco questo forse non so, dico io, che il Friuli legga molto Pasolini, forse non legge addirittura neanche il Pasolini friulano, come la Grado, perché Grado è molto piccolo, non è il Friuli ma è solo Grado, legga poco il Maringrado. Ciò non toglie che adesso esiste un centro studi per Paolo Pasolini che fa da tempo molte cose, già esiste traballante un centro studi di Biagio Marini, ma la distanza rimane una distanza secondo me dovuta a un fattore proprio di rapporto con chi della terra in cui vivi è anche critico e che di chi della terra in cui vivi ne porta un'immagine non solo critica, ma a volte anche troppo viva. Forse non la mediocrità mi sembra troppo, però il limite normale, la piattezza, il ritmo basso di vita che tiene normalmente la gente in Friuli, malgrado, insomma, non riesce poi ad alzarsi, no, ad arrivare quando qualcuno quel ritmo lo alza, non lo segue, e se non lo segue diventa il diverso di cui parlava anche Nicole, da tenere lontano. Pasolini e Marini si sono avvicinati, certo, ci sono delle diversità, come aveva detto, ma sono lì. Io penso che adesso si è separato il grano dall'olio sicuramente al di fuori del Friuli. Penso che Pasolini sia ancora un personaggio contrastato e contestato anche in Friuli. Io non sono un esperto di letteratura friulana, qui in sala c'è un personaggio, un caro amico, Maurizio Maituzza, che sicuramente queste cose le sa meglio di me. Ma per quanto riguarda il mio sentore, non c'è, anche se su Pasolini si fanno in Friuli tantissime cose. C'è stato, adesso c'è il centenario, ma insomma anche prima se ne sono fatte molte molto, molto importanti.
Lo stesso, per esempio, i friulani. Questo è il Corriere del Friuli, che esce proprio nel novembre del 75, appena dopo la morte di Pasolini. E ci sono dei bellissimi interventi di grandi friulani, da Tito Magnacco a Morandini, a Giacomini. C'è per esempio la trascrizione del discorso che ha tenuto Turoldo al funerale di Pasolini, molto bella. C'è un intervento di Ellero, Gianfranco Ellero, perché questi friulani qui con Pasolini avevano già fatto i conti, ma sono come sempre le punte dell'iceberg dell'avanguardia culturale. Secondo me questo è dentro, ecco, per questo l'ho portato anche, perché dentro c'è la pubblicazione di alcune litanie di Marin, che le pubblica qui prima di metterle in volume. Sarebbe da pubblicare questo foglio, da ripubblicare questo foglio, perché è anche molto interessante. Questo è, Sì, sarebbe da fare, sì, da riprendere. Gli interventi sono molto interessanti, anche quello di Tito Magnacco ha detto una cosa bellissima sul dialetto. Adesso dice questo sul dialetto, sul lavoro che ha fatto Pasolini sulla lingua friulana e sulla cultura friulana. Che cos'era questa cultura e lingua friulana prima di Pasolini? Un soffio d'aria malaticcia, un'Arcadia tisica, un vuoto riempito di niente, una ricreazione degli agrari sui costumi dei contadini, un'insolente ignoranza degli sviluppi impetuosi delle culture, delle avanguardie all'impatto con la società capitalistica, con il fascismo, la guerra, l'immigrazione, la snia viscosa, santa patrona delle bonifiche, dello sfruttamento capitalistico della bassa. E tutto il lavoro che ha fatto, cosa sarebbe stato, no? Il Friuli e il friulano senza lavoro di Pasolini? E qui c'è di nuovo il legame, no? Casarsa e Grado. Cosa sarebbe stato la cultura gradese e il dialetto di Grado senza il lavoro di Marin sul dialetto gradese e sulla cultura? Per cui con questa vicinanza possa voi vedere quanto sia vicino o meno, vuol dire che non è altro da dire, possiamo chiudere. No, non abbiamo, cioè ci sarebbe da dire a far mattina, però possiamo effettivamente anche chiudere. Qua abbiamo due testi extra di Pericle Camuffo che ha portato, e ovviamente il testo su cui abbiamo discusso tutta la sera. Io vi ricordo che Pericle, che è un signore e non ha portato il suo ultimo libro, è anche autore di questo libro di racconti che io vi suggerisco e che ha la prefazione tra l'altro di Maurizio Mattiuzza, che approfittiamo per opzionare per l'autunno, perché effettivamente tra le iniziative su Pasolini avremo assieme all'Università della Terza Età almeno una trilogia, un trittico di incontri, forse anche 4, e quindi considerati opzionato per degli incontri su Pasolini. E niente, io vi ringrazio, vi suggerisco caldamente di approfittare almeno del libro su cui abbiamo discusso questa sera, anche perché così ve lo fate autografare da Pericle, che io ringrazio grandissimamente per la magnifica serata, e item missa est, abbiamo finito. Grazie.